Si conclude il mese di marzo con una serie di record impressionanti registrati sia sotto il profilo termico che soprattutto per la totale assenza di precipitazioni. Più che di un marzo pazzerello, per quello di quest'anno possiamo parlare senza esagerare di un mese folle, che non ha praticamente uguali nel passato. Se consideriamo infatti le serie storiche climatologiche più longeve a noi vicine, come l'Orto Botanico di Padova, le cui prime registrazioni risalgono al XVIII secolo, lo scorso 29 marzo, con più 26 gradi e mezzo, si è toccata la temperatura massima mai raggiunta per questa prima parte dell'anno. Anche le medie regionali sono altrettanto impressionanti, tanto che viaggiamo su tutta la regione complessivamente di oltre 4 gradi rispetto al periodo di riferimento. Il dato è ancora più rilevante se consideriamo l'andamento del mese di febbraio, molto freddo, che invece si è chiuso di ben 2 gradi sotto media. Nella Bassa Padovana, in poco più di 40 giorni in termini assoluti, abbiamo fatto un salto di quasi 40 gradi. Presso la stazione meteorologica SITAD Urbana, dai meno 10 gradi e 7 registrati la mattina del 6 febbraio, dato più basso dal 1991 per questo mese, siamo passati ai più 26 gradi e 9 del 29 marzo. Fa certamente riflettere che solamente un anno fa, durante la prima decade di aprile, il giorno 9 si raggiunsero punte di più 31-32 gradi. Di fatto, anche il nostro territorio sta sperimentando quella brusca estremizzazione climatica di cui a livello globale ormai si parla da un ventennio. Tuttavia, come si diceva all'inizio, è il quadro pluviometrico, ancor più di quello termico, a destare le maggiori preoccupazioni. Il mese di marzo è stato solo la punta di un iceberg di un periodo estremamente siccitoso che è iniziato esattamente un anno fa e che si è ulteriormente acuito dallo scorso novembre 2011. Negli ultimi 5 mesi, tra pioggia e neve nella Bassa Padovana, sono caduti circa 100 mm, che corrispondono al 25% di quanto normalmente dovrebbe precipitare dal cielo. Un valore pazzesco se pensiamo che il biennio 2009-2010 è stato estremamente piovoso con il nostro territorio che ha vissuto la tragedia dell'alluvione e ben 3 piene storiche dei fiumi Frassine e Fratta. Sembrano passati anni luce da quegli eventi, tanto che l'emergenza in questi giorni si è assolutamente rovesciata e si è passati dal problema dello smaltimento delle acque in eccesso a quello di imporre una razionalizzazione delle scarse risorse idriche attuali. Certamente non possiamo contare sul supporto delle nostre risorse montane, poiché sia per le Alpi che per le Prealpi si è trattato di un inverno sciagurato in termini di neve. Ne è caduta più sulla pianura romagnola, a pochi chilometri dal mare, che non nel mezzo delle Dolomiti a 1500 metri d'altezza. È notizia di questi giorni che sul Pasubio, in particolare sul versante che guarda la pianura, la neve è già totalmente sparita, fatto anche questo mai accaduto in modo così precoce. Mai come ora la creazione della cassa di espansione per il bacino Agno-Gua-Frassine, per la quale nei giorni scorsi si è firmata una convenzione fra la Regione, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e i comuni interessati dal corso d'acqua, servirebbe non tanto per il contenimento di piene, ma piuttosto per la raccolta delle acque necessarie all'irrigazione dei terreni della bassa pianura padovana e vicentina. Nel recente passato, solo la secca primavera del 1997 si era avvicinata a questi livelli, ma indubbiamente il quadro attuale è ancora più drammatico, perché nel breve termine non si vede alcuna inversione di tendenza. Le previsioni meteorologiche vedono fortunatamente un'attenuazione del caldo nella prima decade di aprile, con possibili piogge che al momento sono viste peraltro abbastanza deboli. Certamente c'è bisogno di ben altro per riportare la situazione alla normalità. In particolare, gli esperti attendono i prossimi movimenti dell'anticiclone atlantico, che è un po' alla porta d'ingresso delle grandi perturbazioni oceaniche che interessano le nostre regioni durante la primavera e l'autunno. Solo da un suo futuro indebolimento dipenderà il loro arrivo e la fine dell'emergenza siccità per le nostre setate campagne. Per il momento, accontentiamoci delle briciole in arrivo con l'inizio di aprile.